vittorie su 3 partite, un impatto subito convincente per gli under 14 di Mirko Lamacchia e Diego Drago, che al Pietro Gangemi ricevono in parità della New Eagles. La gara non assegna punti ma fornisce indicazioni nel breve e medio periodo di entrambe le squadre, che già da tempo si muovono al largo della provincia messinese con ottimi risultati. Già 24 i gol messi a segno dal Torregrotta in grande spolvero nelle prime uscite. Direzione di gara affidata Luca Adorno di Barcellona, Pozzo di Gotto 4-3-3, questo l'assetto scelto dal tecnico rossoblu di fronte agli Annello, Miceli, Gitto, Interdonato e Spada, con Naccari, Lamacchia e Foti in mediana, Antonazzo, Giunta e Alessi il tridente offensivo. Al nono di gioco Torregrotta subito in vantaggio con il cross di Foti che non viene trattenuto da Lupica Spagnolo. Antonazzo si avventa sulla sfera e deposita a porta sguarnita 1-0 e freccia alla nostra telecamera il 13esimo. Lamacchia per Giunta si accentra col mancino, prova il numero 9 non inquadrando lo specchio della porta al quarto d'ora. Sempre solo Torresi in zona offensiva con Foti che recupera palla, prova ad armare allora il destro centrando in pieno il legno alla sinistra dell'estremo difensore orlandino. Al 21esimo Lamacchia sulla fascia manda in profondità, Giunta entra in area senza chiedere permesso, Giunta e buca Lupica Spagnolo. Un balletto carioca per festeggiare il 2-0 di giornata. New Eagles che rientra in partita con Interdonato che facilita il compito a De Angelis, accorcia le distanze al Pietro Gangemi. Occasione Torregrotta, doppia giocata splendida di Lamacchia, prima con una ruleta poi con un tunnel, duetta con un compagno. Antonazzo per Alessi manda Giunta che può correre verso l'area avversaria, mettere il turbo. Giunta da uno sguardo in mezzo dove trova un compagno, tentativo flebile, facile preda dell'estremo difensore orlandino. Al 28esimo finisce la partita di Miceli, inizia quella di Gazzara alla mezz'ora all'angolo di Naccari per Interdonato, para Lupica Spagnolo. 33esimo palla lunga per Giunta che recupera la sfera con un bel pallonetto, batte l'estremo difensore orlandino per la terza volta quest'oggi, doppietta personale per il numero 9 e prima frazione di gioco che va in archivio così sul parziale di 3-1 in favore del Torregrotta. Un saluto per Romano alle nostre telecamere, torniamo in campo con l'angolo di Naccari per Foti che ribadisce in rete la respinta incerta di Lupica Spagnolo. Torregrotta che prende il largo e può iniziare raggirandola di cambi con Giannone che rileva Alessi. 2 minuti più tardi tocca a campo per Naccari, ci prova però Lamacchia al 42esimo, attento all'estremo difensore Lupica Spagnolo in 2 tempi a far sua la sfera. 45esimo tocca ad Arnaud per Antonazzo. 3 minuti più tardi Loria in luogo di Spada. Al 50esimo punizione di Interdonato da distanza siderale, interessante, fischia vicino al palo, fuori proprio Interdonato, al suo posto dentro Rando. 54esimo la palla arriva alla macchia in bello stile, prova il destro che trova solo la parte alta della trasversale. Questa l'ultima emozione della partita del numero 10, al suo posto dentro Genovesi, tocca all'Arnè per Giunta, avvicendamento tra i pali con Natoli che rileva Iannello. Al 65esimo Gitto esce a vuoto, la palla arriva a Franchina che con un gran destro batte il non entrato Natoli e riporta velocemente il pallone in zona mediana. Minuto 68 ci prova Rando ma sorvola la trasversale, ultima emozione con il cross dentro Natoli non perfetto, resta lì il pallone. De Angelis segna a porta vuota per il definitivo 4-3, triplice vittoria al Pietro Gangemi, quarta vittoria in altrettante uscite per gli under 14 di mister Lamacchia e Drago. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.